quando io via a scuola, quando io via a scuola, io ho fatto l'esilo per parecchi anni. Che è russo, figurati, me ne sono curato perché il monaco si impressionava, che è russo, e quando mi accostavo sotto il monaco diceva, se, si bevano che io mi desideravo. Figurati, Ed era vero? ma quando gli dice, le quattro capi pezzi stupida, non c'è donna più latrina di una monaca. Le monache sono le più grandi latrine, perché io non ne pensavo proprio e che dicevano che io intuppavo. In pratica che cosa ricordate della scuola, a parte le monache? Cosa avete imparato? No, ma niente, niente perché non ho imparato niente perché ogni anno ci mettevo sempre là, non gli mai andando. Ho fatto la prima elementare 5 anni. Ma eravate tranquillo a scuola oppure eravate un po' vivace? No, io devo guardare, a me non lo facevano questa guerra, per me che ero più grosso dell'altro, che se ne creato e io ero rosso, e c'ero sempre la prima. Chi l'hanno preso, il creatore nuovo, e c'ero sempre là. E adesso pareva che io avevo pigliato la scuola, figurati un po', tanto che io ero rosso via da loro. Io poi non sapevo fare i conti, non sapevo fare i problemi, non sapevo fare i tere, non sapevo fare niente perché io non parlavo anche a scrivere, io, tanto è vero che io ho domato alfabetico che io firmo con la croce, manco l'uomo mi è arrivato a imparare. E che di questi erano i professori, i maestri, li chiamavano maestri, ma sono professori. I maestri tanto dicevano che io ero troppo attuso. Rattuso? Attuso. Gattuso? Rattuso siete voi, a me merda. Qualcosa di geografia ve la ricordate? Sì, Per esempio? l'Italia. E ditemi l'Italia. L'Italia è uno stivalo. L'Italia è uno stivalo. Prego, continuate. L'Italia è uno stivalo che sta in mezzo al mare, a Pisa, vicino in montagna. A così dicevano i monaco. E torno, cammini di barche, le navi, tutte, e l'invetto poi ci stanno i nife, l'invetto. Qualche tabellina ve la ricordate? E tabella come si chiamavano? Una per due, due per uno, due per uno, tre, non mi ricordo. Comunque poi non tenevo quella fermezza, non ho mai tenuto la pazienza in da scuola, guardate, perché io stavo sempre un po' nervoso. Poi in modo che mi rompevano il cazzo, io mi andavo a fanculo. E almeno per esempio di storia, che cosa ricordate? Che ne so, gli antichi romani, gli egiziani. Ah sì, le romane. I romani hanno fatto sempre schifo, guardate pure ma quando io conosco da Roma, fanno sempre bordello, sono sempre una chiave di romani. Sono caspaccini dei cristiani i romani. Ma che hanno fatto di male? Fatevolo Napoli. Tornando all'italiano, qualche poesia ve l'hanno insegnata? Eh, no, queste cose qua no, perché io poeta l'ho sempre schifato. Perché? I poeti sono tutti uomini di merda. I poeti sono gente che io l'ho sempre schifato, guardate, i poeti. Vabbè, ma parliamo per esempio di grandi poeti italiani, Dante Alighieri. Mio fratello è stato insieme a chi? Suo figlio è stato tant'anni. Come conosceva Con Dante Dante Alighieri? Alighieri? Sì, Davvero? perché facevo lo scopatore, lo scopatore a Piazza Tanto, sempre assieme. Ce lo va la povera vicina. Voi pensate oggi che la scuola serve a qualcosa o non serve a niente? Se usate rotto cazzo qui a scuola, tenga che capriccio con questa scuola lì. Oggi voglio una. E cosa a Napoli non vanno più buone, perché i vogliono perdere troppo tempo in questa scuola. I vogliono si devono imparare a vogliono, a fare il loro mestiere. Avete capito? Si devono imparare a piccerilla. Ma vedete, non ci stanno più che li parole di lavoro per la gente che hanno campato, diciamo, sempre profittando, facendo feste cristiane, ma
sono andato delinquente, mentre prima erano più, diciamo, marpioni, erano più abbagliati a fare festa non cristiano, invece a Cile ne fanno, dicono cose che fanno schifo, mentre uno prima che i chiacchiere sa, si è rimediato, diciamo, il quadambio. Che cosa diresti al ministro Maria Stella Gelmini? Gli disse che è meglio che gli sta comandando un cesso.